Hanno ballato, cantato, scritto, realizzato video e installazioni artistiche, affrontato in maniera non convenzionale temi importanti come le agromafie, ricordato la vita di eroi del nostro tempo, il giornalista Giuseppe Fava, il magistrato Rosario Livatino, Pio La Torre, Peppino Impastato, raccontato i luoghi della memoria nella Sicilia delle mafie, dimostrando sensibilità e determinazione a non farsi soggiogare dalla paura. Sono centinaia i ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato al concorso La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione, promosso dalla Regione Veneto e dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto. Alle premiazioni al Liceo Modigliani di Padova i loro lavori hanno fatto riflettere. Ci fanno ben sperare, perché è questo progetto che ha voluto coinvolgere le scuole del Veneto attorno a progetti per diffondere la cultura della legalità, il contrasto alle mafie, alle forme di criminalità associata che sempre più si infiltrano e si insinuano nel nostro tessuto sociale, nelle nostre comunità. Ha trovato una risposta bellissima, molto interessante e approfondita da parte dei nostri giovani, che dimostrano di avere un senso di giustizia innato dentro di loro e quindi ci fanno capire come la nostra comunità veneta vede nei propri giovani le punte di diamante del contrasto alla mafia e all'illegalità. Direi che attraverso gli elaborati abbiamo constatato veramente uno slancio creativo, ma soprattutto un forte senso di giustizia. Direi che noi dobbiamo incoraggiare questo loro slancio di anticonformismo, non conformarsi a una cultura che accetta la prevaricazione, che accetta la rassegnazione, che anche accetta la rimozione. Siamo obbligati a vedere costantemente, no, episodi di segno opposto, quindi attività che sono di carattere mafioso, estorsioni, comunque il delinquere, ecco, che pare essere inarrestabile. Accanto a tutto questo c'è invece la vitalità di un corpo sociale che è fatto ovviamente di famiglie, della scuola, dei giovani che ci stanno dentro, e quello che stamattina qui abbiamo visto e che riguarda proprio una presa di posizione netta a favore della legalità come sistema di vita, come qualità di relazioni interpersonali, dico, tutto questo, quello che abbiamo visto, è stato veramente splendido, per la sensibilità poi e per le figure che hanno ricordato, perché sono non eroi tra virgolette, ma nel vero senso della parola eroi dei nostri giorni. Ci hanno rimesso la vita, e ci hanno rimesso la vita per testimoniare un senso profondissimo e inestinguibile di giustizia. Qui sono stati fatti i nomi di Pino Puglisi, di Peppino Impastato, di Rosario Livatino e via di questo passo. Credo che sarebbe necessario, non dico ricordarli ogni giorno, ma sa, un pensiero quotidiano anche sulle varie televisioni che chiudesse la giornata e dicesse: beh, andiamocene a dormire e guardate che c'è stato qualcuno che ha saputo essere grande nella vita e non soltanto un mediocre. Un progetto, ha ricordato l'assessore Corrazzari, che nasce da un'importante e innovativa legge regionale del 2012 che ha contribuito a mettere in luce la presenza del fenomeno criminale anche in Veneto, dove la forza economica e produttiva attira interessi mafiosi e collusioni corruttive a vari livelli, che riescono a mascherarsi anche dietro attività solo formalmente lecite. Ci sono tanti modelli negativi, fiction, serie TV, film che esaltano dei criminali o degli aspetti deteriori della società. Forse il male fa più spettacolo, però noi vogliamo valorizzare e sottolineare il lavoro quotidiano, l'impegno, il merito, quella foresta che cresce e che dà veramente la forza anche a questi giovani di poter realizzare i propri sogni. Ricordatevi, ragazzi, che i vostri sogni li potrete realizzare se potrete applicare il vostro valore e il merito senza dover chiedere favori a nessuno.